Quarta corsa, premio AXA Assicurazioni Cesena, agenzia Ghetti Roberto, nuova protezione casa. Sono cavalli di 4 anni, vincitori di 10.000 euro in carriera. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Alice Pist, Maurizio Cheli, 2 Azardete, Salvatore Valentino, 3 Aida Capar, Antonino Pecoraro, 4 Amalgamato, Vincenzo Piscuoglio, 5 Albani Adri, Adrian Gioni, 6 Ardentes, Andrea Ferolfi. Seconda fila 7 Accanto De Beauty, Crescenza Maione, 8 Ariel Di Poggio, Cesare Ferranti, 9 Achille Agete, Emanuele Migliori, 10 Alena D'Amore, Marco Stefani, 11 Amelie GSO, Roberto Vecchione. L'errore di Azardete, velocissimo al comando, Ardentes dal 6. Numero 2 Azardete squalificato. Poi Amalgamato che prova a sistemarsi terzo, ma la manovra non riesce a Vincenzo Piscuoglio e quindi deve desistere. Figlio di Masco Massivi, intanto 200 metri in 14,9 con in vantaggio Ardentes davanti ad Alice Pis. Poi il 7 di Accanto De Beauty che è partito molto bene dalla seconda fila. Davanti a, ci sembra, Aida Capari in quarta posizione, intanto 400 in 29,8. Sempre in vantaggio il Ganimede della scuderia Mayors con Andrea Farolfi che tiene ritmo abbastanza sollecito. Alice Pizzi invece è in seconda posizione con Maurizio Cheli. Paletto dei 600 metri, 45,7, passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Ardentes su Alice Pis, Accanto De Beauty, poi Aida Capar all'esterno, prova a tornare Amalgamato che si trascina Alena D'Amore all'esterno. Vediamo anche Ariel Di Poggio, il giro in 1 minuto e 5 decimi, 14,8 qui davanti alle tribune. Mantiene ritmo sollecito Andrea Farolfi con Ardentes, sempre Alice Pis, seconda alla corda davanti Accanto De Beauty. Amalgamato alla fine si butta di galoppo il chilometro Numero in 4 1,16,2. Amalgamato squalificato. Prova ora ad avanzare Marco Stefani con Alena D'Amore, ma intanto Ardentes è sempre sicuro al comando, pedinato come un'ombra da Alice Pis che ne segue le orme fin dal via. Ultimi 400 metri, la retta di là è passata in 14,8, Accanto di Beauty è sempre terza alla corda. Siamo ormai a 300 metri dalla conclusione, Aida Capar quarta alla corda, ma Ardentes è sempre in vantaggio in controllo con Andrea Farolfi. Ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo, in vantaggio Ardentes, Alice Pis che prova ad avvicinarlo, ma Ardentes è ancora bello sicuro in vantaggio. Ardentes viene a dominare davanti a Alice Pis per il terzo, Accanto De Beauty. Per il quarto Ariel Di Poggio, 1,15,4 la media al chilometro per il figlio di Ganymede, training di Giovanni Grillo. La scuderia Mayors viene a vincere, quarta vittoria in carriera. Andrea Farolfi in sulchi, la quota al totalizzatore di 1,87.